ci cucini oggi? Oggi preparo le cassatelle, un dolce tipico siciliano. Questi sono gli ingredienti: 200 g di farina, 40 g di strutto, 20 g di zucchero, 80 ml di vino bianco e un pizzico di sale. Per il ripieno 500 g di ricotta di pecora, 80 g di zucchero e limone grattugiato. Allora, inizio a preparare l'impasto per le cassatelle. Verso la farina, metto lo strutto, lo sciolgo bene con le mani, lo zucchero, un pizzico di sale, inizio a impastare con il vino. Lo vado a mettere nel piatto, lo copro con pellicola e lo metto in ora in frigo. Appena trascorso un'ora la pasta a riposare nel frigo, la vado a stendere un po' con il mattarello e poi la vado a passare nella macchinetta al numero 4. Abbiamo la sfoglia. Preparo adesso la ricotta che ho sgocciolato precedentemente 2 ore prima. Aggiungo lo zucchero, amalgamare bene tutto. Adesso metto il limone, scorzo di limone, abbondante perché mi piace sentire il profumo del limone, e per riposare per un paio di ore in frigorifero. Adesso vado a riempire la sfoglia con la ricotta. La piego, la vado a tagliare con la rotellina. Ed è pronta la cassatella per andarla a friggere. Allora, le cassatelle sono pronte per andarla a friggere nell'olio d'oliva. E adesso Franca? Li assaggeremo. Buonissimo.